Consideri che di questi 12 mesi ne ho fatti 11 di fatto, però vengo qui con un altro piglio. Sono appena partito da Palazzo Ferrofini, mi sono occupato anche oggi delle attività del Consiglio regionale ed è giusto che ognuno faccia il suo e, come dico sempre io, non importa cosa devi fare, ma lo devi fare sempre alla grande. Cambio di ruolo per Luca Zaia nel suo primo Natale da presidente del Consiglio regionale Veneto, che a margine della conferenza natalizia del governatore Stefani ha parlato del bilancio. Non esiste una manovra finanziaria, un bilancio che non abbia frizioni, dove non ci sia ovviamente dibattito. L'importante è poi avere i numeri per approvare la finanziaria. Il Veneto ne esce ovviamente con la possibilità di continuare a crescere e poi è doveroso vedere quale sarà la proposta finale che verrà votata, perché da lì potremo fare tutti i ragionamenti. L'augurio di Zaia è rivolto soprattutto alle persone che stanno soffrendo. Un augurio di cuore a tutti, che sia un buon Natale, che sia un Natale in pace, serenità, che sia un Natale con le persone che si amano, e un augurio ovviamente particolare lo faccio a tutte le persone che soffrono, che non vedono la luce in fondo al tunnel, che non hanno tutta la salute che si meriterebbero di avere, quindi veramente di cuore lo faccio a queste persone. Poi auguro a tutti uno strepitoso 2026, augurandoci che il 2026 sia l'anno nel quale si parla di pace e non di guerra, perché abbiamo 60 focolai di guerra nel mondo e mentre noi magari festeggiamo Natale ci sono bimbi che muoiono in uno di questi 60 focolai di guerra.